Asini putrefatti, uccelli putrefatti, pesci putrefatti, circondati da mosche, coperti di formiche. Tutti questi animali in decomposizione rappresentano i putrefatti. Ma che voleva dire putrefatto per Dalì? Dalì, Lorca e Buñuel indicavano con questa parola gli artisti sentimentali, conservatori e decadenti che dipingevano ancora opere che riflettevano una visione romantica e sentimentale del mondo. Vidi tutto il mondo dei putrefatti. Artisti trascendentali e piagnoni, lontani da qualsiasi forma di chiarezza, coltivatori di tutti i germi, ignoranti dell'esattezza del doppio decimetro graduato. Il pittore affronta tutta questa soggettività putrefatta con una pittura precisa, geometrica, oggettiva e antisentimentale, nella quale i putrefatti si erigono a modelli intensamente poetici di una nuova estetica.